Consorzio di Bonifica Bacchiglione è una realtà importante nella gestione dell'acqua in un territorio altrettanto importante. Ne parliamo con il presidente del Consorzio, Silvano Bugno. Un impegno importante che mi vede di rappresentare questo Consorzio di Bonifica Bacchiglione dal 30 di gennaio del 2025. Sono orgogliosissimo, ringrazio le organizzazioni sindacali tutte e tre che mi hanno proposto alla presidenza e cercherò di dare il massimo per i nostri consorziati, tutti. Un territorio importante, quello dove insiste il Consorzio Bacchiglione, un territorio importante dal punto di vista agricolo ma anche industriale e civile, quindi con delle criticità a cui il Consorzio ha pensato negli anni, continuerà a pensare, che ha una valenza importante. Allora, il Consorzio Bacchiglione è il consorzio lo chiamano il Consorzio di Bonifica di Padova. Noi abbiamo il nostro compressorio è formato da 58.000 ettari di terreno, di superficie, gestiamo 900 km di canali, abbiamo 45 idrovore di bonifica e una quindicina di idrovore per quanto riguarda l'irrigazione. 100 dipendenti con un bilancio dato dai consorziati che si aggira circa di 14 milioni di euro e abbiamo 192.000 consorziati. Noi come Consorzio di Bonifica stiamo sviluppando tutta una serie di progetti sul territorio perché abbiamo capito in questi ultimi anni che dobbiamo farci trovare pronti con la progettazione in modo tale da poter, accedere a quei finanziamenti che si presentano. Naturalmente sono finanziamenti non per lo stesso scopo, per cui abbiamo varie tipologie di progetti che riguardano la sicurezza idraulica o che riguardano l'irrigazione o che riguardano anche queste tipologie messe assieme. Ecco perché ricordiamo il Consorzio si occupa di sicurezza idraulica ma anche di irrigazione, che sono due aspetti importanti nella gestione dell'acqua. Assolutamente sì, normalmente noi con i nostri progetti in modo tale da ottimizzare le risorse che ci vengono messe a disposizione cerchiamo di sviluppare quei progetti cosiddetti multiobiettivo, per cui hanno varie funzioni. In primis la sicurezza idraulica, che è il nostro punto cardine. Poi non va dimenticato anche, tenendo conto delle criticità che si sono presentate negli ultimi anni per quanto riguarda la disponibilità idrica, e per cui dobbiamo sviluppare anche questo tipo di progettazione. Va da sé che su tutto il territorio del nostro comprensorio di bonifica stiamo appunto sviluppando questo tipo di progetti. Adesso mi viene da pensare gli ultimi che abbiamo presentato all'interno del PNISSI, ce ne sono 4 in particolare che abbiamo presentato dove appunto svolgono questo tipo di funzione.